Oggi vi diamo il nostro buongiorno dalla Val Pusteria. Esattamente siamo sopra Maranza ed oggi la nostra meta è il rifugio Pranter. Siamo al punto di partenza all'inizio della Val d'Alta Fossa. E adesso si parte! E dopo poco si arriva ad un primo punto ristoro al rifugio Grossberg e da qui continuiamo verso la Malga. Ma che meraviglia! È proprio bellissima questa malga, molto curata, sembra di essere in una fiaba. Tantissimi giochi e adesso una piccola pausa. Malga Pranter, una malga veramente bella, trasmette anche molta allegria. Adesso lasciamo questa malga, passiamo davanti alla malga Wieser e ci dirigiamo verso il lago Seefeld. Queste due malghe sono un paradiso per i bambini. Qui il divertimento è davvero assicurato. Salendo al lago si ha una bellissima vista sulla valle d'Alta Fossa e sulle malghe. Veramente, veramente bella. Confermo. Ultimi tornanti e sorpresa! Ecco il lago! Buon appetito! Abbiamo fatto la nostra pausa pranzo in riva a questo lago veramente stupendo. Abbiamo fatto il giro e adesso ci dirigiamo verso la malga Weissen e seguiamo il sentiero 6C. Arrivati in questo punto, adesso seguiamo il segnavia numero 6, direzione stazione a monte.
Bellissimo, siamo arrivati in un punto dove si ha un'ampia visuale sulla valle d'Alta Fossa ed anche sul lago di Seefeld. Il sentiero che abbiamo percorso con partenza sopra il lago è un sentiero che richiede passo fermo. In effetti ci sono dei passaggi su roccia serviti anche da un cordino metallico. Però molto bello, si ha un gran panorama sulla valle d'Alta Fossa. Adesso siamo arrivati a questa baita e seguiamo il sentiero 12A verso valle. Ed eccoci ritornati al parcheggio e qui concludiamo questo giro ad anello in Val d'Alta Fossa. Siamo stati molto contenti di aver visto questa valle, una valle molto bella con le sue numerose baite, ma soprattutto le malghe. Sono tutte punti ristoro molto carine e caratteristiche. In particolare siamo rimasti molto sorpresi dalla malga Prantner. Vi consigliamo di visitarla e sicuramente ne rimarrete sorpresi anche voi. La strada fino alle malghe può essere percorsa anche con un passeggino. Dalla malga al lago il sentiero è abbastanza ripido. Il tratto dal lago alla malga Weissen è in quota, a tratti esposto e molto panoramico. Il rientro si fa attraverso un sentiero comodo e poi una strada forestale. Molto semplice. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento Alla prossima!